Un giallo irrisolto, quello di Pianiga nel Veneziano, dove mercoledì 2 coniugi sono stati trovati morti in casa. Lui Gianni Garbin, 58enne, impiccato nel garage, mentre la moglie Daniela Massaro riversa a terra in camera da letto, priva di vita ma senza particolari segni di violenza. Da questa mattina il medico legale sta lavorando sull'autopsia per fare chiarezza. Per ora restano dunque due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il marito che uccide la consorte e poi si impicca, oppure si fa strada anche l'ipotesi che vedrebbe l'uomo arrivare a casa, scoprire la moglie morta per un malore o suicidio per la depressione che da tempo l'accompagnava e a quel punto decidere di uccidersi per la disperazione. Sono tante le supposizioni, decisivi appaiono gli esami tossicologici e istologici sul corpo della donna per accertare le cause del decesso. Il figlio della coppia, 19enne, non era in casa ed è sconvolto. Nulla trapela dagli investigatori e nulla si conosce del contenuto del biglietto che il marito suicida avrebbe lasciato nell'abitazione. Dopo i prelievi, tutti i reperti sono stati inviati al RIS di Parma per essere valutati.